Il 5 dicembre c'è lo sciopero nazionale indetto da ANAO e da CIMO di tutti i camici bianchi per protestare e per stimolare l'attenzione verso il sistema sanitario nazionale. Il pericolo è quello di una disaffezione, di una mancanza di finanziamenti, di una difficoltà a gestire la situazione. I medici sul piede di guerra, dunque, delle loro esigenze se n'è parlato all'indomani della sigla del preaccordo sul nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Accogliere le loro richieste significa preservare i cittadini dal rischio che la gestione della sanità passi sostanzialmente nelle mani dei privati. È un rischio che dobbiamo assolutamente scongiurare e il nuovo contratto della dirigenza sanitaria, di cui è stata firmata la preintesa e di cui è in corso la certificazione, può essere un primo strumento per migliorare l'attrattività delle aziende sanitarie pubbliche. Non sarà certo la soluzione risolutiva, ma può essere un primo passo che poi con ulteriori strumenti, il contratto successivo e altri strumenti che può mettere in campo la Regione, può aiutare. La questione economica c'è, ma non è la prioritaria, non è in primo piano. In primo piano c'è invece una situazione di benessere lavorativo che manca. Ci sono una serie di argomenti, non c'è solo l'orario di lavoro, a cui noi peraltro siamo molto attenti, perché vorrei ricordare che ormai da anni c'è una normativa europea che dobbiamo attuare sui riposi e sulle ore che possono essere espletate.